un'organizzazione non governativa, praticamente un'associazione di volontariato nata nel 1964. Da più di 50 anni si batte per migliorare questo mondo e garantire giustizia sociale ed economica ed ambientale in tante zone del pianeta. Per raggiungere questo scopo, Manitese realizza progetti di cooperazione internazionale a sostegno delle categorie più fragili della società. A Catania Manitese gestisce un mercatino dell'usato dove poter portare ciò che non utilizziamo e dove poter acquistare oggetti di seconda mano in buone condizioni. Molto più di un pacchetto regalo è la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi di Manitese, realizzata in partnership con la Feltrinelli. Esiste da più di 15 anni. Il progetto ha lo scopo di sostenere il diritto all'istruzione dei bambini e delle bambine in Benin, uno dei paesi africani più poveri. I fondi raccolti serviranno per fornire ai bambini kit scolastici, per realizzare attività educative e interventi di sensibilizzazione, per ridurre l'abbandono scolastico. Gemellato. Abbiamo partecipato a questo progetto già da 2 anni e ne siamo molto fieri. Cosa abbiamo fatto? Semplicemente abbiamo dedicato 4 ore del nostro tempo a impacchettare regali presso le librerie della Feltrinelli al centro Sicilia e in Etnea. Per alcuni di noi è già il 3° anno di questo progetto. Devo dire che ci è piaciuto molto. Certamente assieme ai regali, le feste, i pranzi, le cene, le giocate, abbiamo fatto anche questo. Ho già fatto questa esperienza e quest'anno ho deciso di rifarla perché credo che sia per una giusta causa. Perché avete deciso di aderire al progetto Molto più di un pacchetto regalo? Per dare il nostro contributo ai progetti di questa associazione di Manitese e per fare una nuova esperienza in quest'anno. Ho partecipato al progetto di Manitese perché mi è piaciuto aiutare i bambini. Ho aderito soprattutto per questo, però anche perché è stata un'esperienza nuova che non avevo mai fatto e mi è piaciuto dare una mano. È la prima volta che fate esperienza di volontariato? Sì, è la prima volta, è stata molto piacevole, un'esperienza molto bella da voler ripetere qualche altra volta se c'è l'opportunità. Mi sono sentita molto utile in questa azione di volontariato, è stato bello sapere che ho speso parte del mio tempo per aiutare i bambini del Benin. Era la prima volta che io facevo un'azione di volontariato. Ho ricavato che molte persone appoggiano e sostengono veramente in generale questo progetto. Ho deciso di partecipare a Molto più di un pacchetto regalo per provare una nuova esperienza e meglio in pacchetto. Cosa ti ha colpito di più di questa esperienza? Allora, a me personalmente mi ha colpito la generosità delle persone e stare al di fuori della scuola con i miei compagni di classe. Questo progetto per fare un'esperienza diversa dalle altre e per me era la prima volta, mi è piaciuta, ho passato delle ore divertenti e particolari e lo rifarei. Finita l'esperienza con Manitese, lo rifaresti? E se sì, perché? Lo rifarei perché a me piace dare una mano a questi progetti e mi piace anche mettermi in gioco, sono un ragazzo che fa a morte di questa esperienza, quindi lo rifarei volentieri. Per me è la prima volta che facevo questo volontariato per aiutare i bambini in Africa e mi è piaciuta molto. Ho voluto provare questa esperienza con la Feltrinelli, con il Manitese, molto più di un pacchetto regalo, e mi sono trovato molto bene, vorrei rifarlo. Ho partecipato al progetto Molto più di un pacchetto regalo dell'associazione Manitese per aiutare i bambini del Benin ad andare a scuola. Sono molto fiera di aver contribuito a questo progetto e spero che i bambini di questo paese possano avere un'opportunità in più per andare a scuola. Manitese mi ha fatto vivere una giornata molto carina con i miei compagni e molto diversa soprattutto, facendoci scoprire un lato di noi che non avevamo mai scoperto, cioè quello del volontariato.